Slow tour mediterraneo in barca a vela, navigando da ovest verso la costa siciliana, verso le isole Egadi. Marettimo, isole Egadi e l'isola dove oltretutto non c'è strada, uno dei pochi posti dove non ci sono automobili. Con la sua Punta Libeccio è l'avamposto più a sud-ovest d'Italia. Per i romani è stata la scena della più grande battaglia navale, vinta contro i cartaginesi nel 241 a.C. Per me è un posticino delizioso, dall'atmosfera unica. Delle case bellissime, vecchie, ma anche le case moderne sono tutte belle, tenute, carine. Marettimo è l'isola per antonomasia, dove stare in vacanza, fuori dal mondo, a godersi l'atmosfera mediterranea. E una delle attrazioni dell'isola è la granita al caffè. Sì, ma dopo la granita, prima di andare a vedere le classiche bellezze naturali di Marettimo, la costa, il mare, le grotte, io voglio togliermi una curiosità storica. Anche Samuel Butler, un inglese che nel 1894 venne qua e fece queste foto, cercava di provare che questa isola non era un'isola a caso, ma l'isola addirittura di Ulisse, dove poteva esserci appunto il palazzo di Ulisse. Lui cercava la prova che ci fossero appunto delle mura, almeno risalenti all'età mitica di Ulisse, però forse le cose che fotografò non erano le cose che davvero ci potrebbero fare sospettare che quest'isola fosse stata abitata più anticamente di quello che crediamo, almeno sicuramente prima dell'epoca romana. Ma là sopra, fra la casa romana e la piccola chiesetta, ci sono dei menhir, delle costruzioni megalitiche che potrebbero invece farci sospettare qualcosa, anche perché sono collocate in modo molto significativo, archeoastronomicamente interessanti. Scusi, ti presento Enzo Bevilacqua. Ciao, piacere. Assessore del Comune di Favignana. Tieni che Enzo e Vito ci accompagnano in montagna. Oddio, ma siamo sicuri? E poi è l'ora di pranzo. Quanto è alto il monte più alto? Pizzo Falcone, 686 metri. Senti, e visto che non lo possiamo sentire a livello cineolfattivo, come lo descriviamo il profumo che c'è qua? È una meraviglia, è veramente un profumo di montagna, saranno i pini o... È non un lo intreccio so. di profumi, dal rosmarino all'erica, all'euforbia, poi c'è il mirto proprio in questa zona abbondante d'acqua qua dietro e si vede parte fiorita e parte già con le bacche. A ottobre ci sono le bacche, il timo qua dietro in questi terrazzamenti. Ecco perché l'isola sacra. C'era l'acqua, sempre, per una questione anche intanto di altezza e poi anche per una questione idrica estremamente interessante. Questa roccia dolomitica carsica conserva all'interno questi serbatoi di accumulo di acqua, per cui l'acqua piovana si accumula all'interno proprio dell'isola. Nel cuore ci sono diverse sorgenti. Questa viene dalla principale sorgente, la più grossa, quella di Testa dell'Acqua chiamata. Ma la previdenza della natura era aiutata dalla perizia umana. Un posto meraviglioso. Enzo mi spiegava da un punto di vista proprio delle costruzioni, diciamo così, la successione storica. Lassù, la prima cisterna romana, raccoglievano l'acqua dalla fonte che arriva là attraverso quel bosco di Gelsi, da cui le granite di Gelso, ma questo è un discorso anche più recente che va bene.
l'acqua era immagazzinata nella cisterna, veniva raccolta e aperta man mano che si riempiva. Sì, e poi convogliata giù. Una serie di canalette, altre cisterne, quindi raccolta d'acqua. E quindi è un'isola sacra veramente per tutti i naviganti, perché sanno di poter trovare l'acqua, che è una cosa fin dai greci, fondamentale. sì, Fin dai greci, romani. ma forse ancora più indietro, no? Sì, anche nel Neolitico si sono trovate punte di freccia di ossidiana, schegge, resti di pasto, per cui anche l'uomo preistorico magari non ha lasciato i segni come nella vicina isola di Levanzo, però questi particolari fanno capire che anche qui, visto l'abbondanza di acqua, c'era la presenza dell'uomo. È una storia molto antica. Sì, sono isole molto antiche, la presenza dell'uomo si perde nella notte dei tempi. Poi le civiltà, come si può vedere in questo sito archeologico, sono susseguite, greci, romani, ma addirittura all'epoca bizantina. Qui davanti un battistero, il battistero adesso è stato scoperto e ricoperto perché si deve conservare, altrimenti si sarebbe rovinato. Si sarebbe giusto? rovinato, sì. La chiesa è stata restaurata, un restauro proprio conservativo e soprattutto un restauro che permetterà di poter indagare che cosa c'era sotto, perché qui probabilmente c'era un monastero ancora più antico. La chiesa bizantina è stata rimessa, diciamo, proprio come era, studiando l'intonaco della cupola che è ancora quello originale. Il tutto si è conservato perché qui c'era un monastero a un certo punto. Praticamente sì, tra le mura romani che vanno dal I secolo a.C. fino al V-VI secolo il sito è comunque stato abitato. Poi anche nel periodo così dell'800-900 il sito era abitato anche da marettimari che sono venuti qua ad abitare il sito, coltivando i terreni attorno, facendo la pastorizia. Ma tutte queste sovrapposizioni storiche, cosa c'è sotto? Quale era il culto praticato qui, nella preistoria? Ci sono delle pietre messe in un modo particolarissimo, una piccola, come dire, Stonehenge. Davvero, vieni a vedere, pazzesco. Sono in una posizione estremamente importante perché sono prospicienti il mare, no? Orientate all'equinozio di primavera ed autunno e non solo. Fra l'altro traguardano le isole che sono proprio qui di fronte. Insomma, è una piccola Stonehenge, proprio qui, a Marettimo. E questa è la chiesetta che è stata perfettamente restaurata, ma nei secoli, ma anche negli anni scorsi, è stata abitata proprio, era diventata una casa, ci avevano fatto un focolare, una canna fumaria, e adesso restaurata. Comunque dovete indagare perché qui secondo me c'è qualche presenza pelasgica. Certamente qui passavano con le barche, andavano avanti e indietro fin dall'antichità. Secondo lei qui c'è puzza di pelasgi? Dai che torniamo in paese a mangiare un boccone. Lungo la strada mi viene incontro il signor Alberto e mi mostra un oggetto prezioso. Questa è una spada di pesce spada incastonata sul legno. Ah! Veniva fatta durante la traversata, durava mesi, loro parlavano della loro Marettimo senza fotografie. Loro sono i numerosi emigranti marettimani. Questo è Marettimo. Ecco, la nave, la costa atlantica, l'USA. È praticamente un viaggio. Un viaggio. Quando io ero ragazzino e ho frequentato le scuole elementari a Marettimo, durante il corso dell'anno di tanto in tanto mi veniva a mancare il mio compagno di scuola. Arrivavo a casa, piangevo, Giuseppe non c'è più. Dove è andato in America? Volevo andare pure io. E tutti o quasi i marettimani sono andati a Monterey. Dunque Monterey, ricordiamolo, in che stato è? In California? In California. E là c'è una comunità enorme. Enorme. All'inizio del secolo scorso e anche alla fine dell'Ottocento partiva gente da Marettimo in cerca di fortuna, ma per portare qualcosa là. Quello che facevano loro, i pescatori. Dove sono andato a finire? In California, a fare i pescatori. Bello l'incontro con Alberto. E il ristorante dovrebbe essere qui avanti, o no? Ma no, quale ristorante? Abbiamo visto la montagna, adesso vediamo il mare. Lui è
Giovanni, detto il Greco? Sì, mi chiamano il Greco. E beh, di Giovanni che quanti ci ce vuole? n'è sull'isola? Oh, una marea, poi tutti che si chiamano Giovanni Aliotti qua a Marettimo. Ah, anche il cognome è uguale. Madonna santa, e qui il cognome predominante è Giovanni Aliotti. Quindi un sacco di omonimi. Eh sì, perché dobbiamo quindi, ognuno di noi dobbiamo avere un soprannome per distinguerci, se no come facciamo a E il tuo distinguerci? soprannome da dove viene? Il mio soprannome viene dal periodo in cui, non i greci, quelli antichi, quelli moderni che venivano a fare la pesca delle spugne. Sì. E allora i ragazzi quando mi cercavano, ma Giovanni dov'è? Giovanni dov'è? E Giovanni è con i greci, è con i rechi, non i greci, i rechi, noi li Giovanni il chiamiamo. Reco. E allora mi hanno chiamato Giovanni Reco. Giovanni, detto il Greco, ci porta in giro per le grotte e per la costa di Marettimo. Poi Marettimo Ehi. è chiamata appunto le Dolomiti del mare, perché è dolomia, è una roccia molto particolare. no? Marettimo è un'isola carsica dolomitica. Questa conformazione geologica ha in qualche modo creato queste grotte bellissime. Bellissime, sì. Sono delle bellissime grotte di cui secondo me le più belle sono la Bombarda che andremo a visitare, poi il Presepe, la Grotta Perciata, poi una grotta dove non posso dire il nome perché è un po' poco Dilla, televisivo. non si sente nessuno. Si chiama la Grotta della Ficaretta. Oh, che bella! Certo, nel senso della morfologia geoginecologica. E geologicamente come mai che sono venute così bene quelle grotte? Il carsicismo Eh. è una formazione di erosione da parte degli agenti atmosferici che potrebbe, in questo caso, è il mare. Sì. Praticamente ce l'ha costruito e ce lo regala. Certo, ma è normale. Bello. La natura è natura. Sono stranissime quelle alghe rosse a forma di stella, ma sono alghe e formano però tutta una linea che sembra quasi dipinta tutto attorno alla grotta. In tutto questo c'è un'acqua meravigliosa e qui stiamo entrando nella grotta del Presepe, naturalmente per le stalattiti, le stalagmiti, eccetera. Ma l'acqua è meravigliosa. Questa è la famosa, fantastica, meravigliosa grotta della Ficaretta. Sembra metallizzata, bellissima. Effettivamente, ma sono i microrganismi qua. La grotta perciata, cioè la grotta bucata. Casa adriatica. Però a mangiare ti porto da Nadia, la moglie di Vito. Era ora. Allora, queste qui sono Saraghi. saraghi. Sì. Questo è Lo scorfano rosso, noi qua lo chiamiamo la cipolla. aragostine. Le ragostine, Mamma mia che belle. E questo è il famoso pesce azzurro. lo sgombro. Queste qua, le sardine vere. Questo è lo sgombro. Lo sgombro vero. Non in scatola, cioè fatto bollito in acqua salata per 2 ore. Allora, questi sono delle linguine, Le trenette linguine. al sugo d'aragosta. Sì. E questo cos'è Questa è una invece? pasta ai sapori dell'isola, dove metto tutti gli aromi, capperi, timo, rosmarino, mentuccia, basilico, olive. Come si dice? Buon appetito. Non c'è bisogno. Continua lo slow tour marittimo nelle Egadi. Navigando verso est-nord-est, verso Trapani, sbarchiamo a... Levanzo è l'isola più piccola delle Egadi, però certamente non la meno importante, anzi la più importante archeologicamente, visto che qua è stata trovata la grotta dei Genovesi, detto così ma non c'entrano niente i genovesi, è una grotta del Neolitico e del Paleolitico, è una grotta veramente molto importante che appunto è stata scoperta un po' per caso ma che qui la gente del paese conosceva. Si chiama la Grotta del Genovese perché si trova in una baia sulla costa nord-ovest dell'isola, dove andavano a ripararsi le navi della Repubblica di Genova. E ci andiamo anche noi, con la barca di Natale.
La costa di Levanzo è molto bella, ricca di cale e calette. Eccoci arrivati alla grotta dei genovesi, che non c'entra niente, vero, con i genovesi, perché in realtà la grotta è tua. Sì. Tu venivi qui con tuo padre, fin da piccolo, perché la grotta è vostra. Sì, la grotta è ubicata nella sua proprietà di terreno. Sì. Quindi venivo Quindi quando da questa sei, turista 7 l'ha scoperta, si fa per dire, tuo padre la conosceva già? Sì, si conosceva la grotta ma non si sapeva cosa c'era all'interno della grotta. La grotta è stata scoperta nel 1949 da una turista, per caso. È un luogo magico. Sì, è un luogo particolare. Adesso quando entriamo te ne accorgerai. È una cosa meravigliosa. Di sicuro sappiamo che questa è una cattedrale del Paleolitico, è veramente l'uomo preistorico, aveva un gusto squisito, e qui naturalmente c'è il sole perché sta tramontando il sole. L'uomo preistorico guardava anche il tramonto del sole, oltre a guardare qua sotto la sua savana piena di animali da cacciare. Bisogna conquistarsela la grotta. Hai detto bene, bisogna conquistarsela. Qui siamo nell'antigrotta. L'abitazione è qua, nella prima camera. Camera, cucina, soggiorno qua e dietro avevano la cappella Sistina. È fantasiosa la ricostruzione, ma... È così. Ora si entra nella grotta vera e propria. Speleologi per caso. Questo è il primo pannello di pitture di età neolitica, ammontano 7-8 mila a.C. e sono fatti con grasso di animale e carboncino. Loro facevano questo impasto, il grasso serviva come fissativo, poi veniva modellato con le mani o con la coda degli animali. Queste sono delle raffigurazioni di donne, senza testa, senza braccia, senza gambe. La figura femminile, questa appunto classica che abbiamo visto in tutte le rappresentazioni delle dee madri, e quindi anche qui la troviamo proprio come molto stilizzata, molto bella. E la figura femminile che tiene un animale, quindi è l'allevamento, non solo, Sì, esattamente. non solo la caccia. Degli uomini evidenziati il sesso maschile. Sì. L'uomo fatto così è il prototipo dell'uomo. Nelle grotte di tutto il mondo l'uomo è rappresentato in quel Esattamente modo. così. Queste pitture neolitiche rappresentano le tracce umane più recenti. Ma i reperti più antichi del Paleolitico sono i graffiti che stanno nella parte profonda della grotta. Qui c'è un bovide in forma di accovacciato, lo vediamo frontalmente. Le corna, le orecchie, la testa e la linea della pancia, vista frontale. Ci siamo, lo vedete? I graffiti rappresentano cervi, buoi, cavalli. Quindi appunto prima il graffito e poi la Sì, pittura. il graffito è realistico, la pittura è stilizzata. Gli studiosi dicono che tra graffito e pittura cambia tecnica di lavoro. Si pensa anche che loro nel secondo periodo abbiano avuto una piccola regressione rispetto al primo periodo. Indubbiamente i graffiti sono più raffinati delle pitture. Le pitture sono come se fossero già un racconto per immagini, quasi parole, no? Mentre invece il graffito è realistico ed è lo schizzo dell'animale, è incredibile, perché poi mica riuscivi a farlo, cioè lo dovevi fare, mica dovevi sbagliare, no? E pensa bene che gli studiosi nei graffiti non notano meno di due o tre interruzioni, è sempre un tratto continuo. Comunque effettivamente questa cosa l'abbiamo vista anche in Libia, e anche lì i graffiti sono veramente perfetti con pochissime correzioni. Abbiamo fatto l'ipotesi che probabilmente c'era qualche graffitaro professionista che girava e che andava a fare le grotte, perché uno che tutto il giorno doveva cacciare o fare altre cose, come faceva a essere così bravo a fare questi schizzi? In realtà questa grotta racconta una storia complicata. Nel Paleolitico, 12.000 anni fa, l'isola era ancora collegata alla terraferma. Infatti nel primo periodo vediamo solo scene di animali, quindi si pensa che loro vivono solo di caccia.
vanno a cacciare queste mele nell'entroterra siciliano. Poi con la deglaciazione sale il livello del mare, l'Evanzo diventa un'isola, l'uomo, seguendo gli animali, la abbandona e ci torna soltanto 4 o 5 mila anni dopo. Infatti cominciamo a vedere che si usa maggior parte di pesca come avvistamento. Infatti vediamo il tonno, che qui passano i branchi di tonno che vengono a deporre le uova nei bassi fondali. Al di là dell'importanza storica del posto, è un'emozione un posto così. Un vero santuario della preistoria. Insomma, questi preistorici non erano affatto dei preistorici come li intendiamo noi. Evidentemente c'è qualche cosa di più che noi non conosciamo e continuiamo a non volere conoscere della preistoria. Sembra che non stessero neanche permanentemente nelle grotte, ma ci venivano appunto per fare i loro riti o per stare dei periodi per la caccia. Bisogna riscrivere i sussidiari. Zoe, ti devi riscrivere la prima elementare, perché tutto quello che hai studiato finora a tua mamma non va bene. Slow tour in barca lungo le coste siciliane. Continuando verso sud-est siamo a Favignana, isole Egadi, solo 4 miglia al largo di Trapani. Per i greci era Egusa, l'isola delle capre, per gli arabi era l'isola dell'Eremita, che stava appunto in cima al monte di Santa Caterina, e per i poeti è la farfalla sul mare, a causa della sua forma. Siamo pronti, come vedete, per andare a vedere una cosa molto interessante che c'è qui a Favignana. Sono le cave. Guarda, Qui la storia è scritta nella roccia. questa strada si vedono ancora i segni dei cavi certo. che scendevano giù per prendere il materiale dalle cave. Ma la cosa più straordinaria è che su quella montagna hanno trovato una serie di tombe fenicie. Poi qua sotto ci sono altre tombe, sempre fenicie, con delle cose rotonde che magari a te dicono qualcosa, non lo so. E giù c'erano gli allevamenti di garum. Che ai mangiavano romani piaceva i romani, tanto, non perché solo. serviva come condimento. Dai Zoe, vieni che andiamo dentro alla cava più antica di Favignana. Qui c'è un cuore. Ma non è antichissimo. Però c'è anche la dea Tanit. Dobbiamo vedere, vieni Zoe. Tanit, la divinità venerata dai Fenici. Ma è enorme, guarda. Sembra Busimbel, non so, è fantastico. Per una come me, che ama il megalitismo, questa cosa è una roba. Cioè, questa gente, mamma mia, che capacità. Ma dove dà? E poi là c'è il mare. Era da là che riuscivano a cavare, addirittura sembra che venissero dal mare e incominciassero a cavare in questo modo. Ma che bello! Ci siamo quasi perse addentrandoci tra i cunicoli scuri. Ma a un tratto, per fortuna, incontriamo delle persone di qua, in visita come noi, ma molto più esperte. E suo nonno come si chiamava? Benedetto Azzaro, detto il carciariere. Il Benedetto sapeva tutto allora? Sì, lavorava qua. Aveva lui. lavorato qua e adesso ci ha fatto vedere come uscivi dal cunicolo. Si scendeva, c'era un altro cunicolo qua dietro. E che cosa succedeva? E continuava all'interno delle montagne fino ad arrivare verso Calarossa. Ma come veniva lavorata la pietra per estrarla? C'erano 3 squadre di operai che lavoravano all'interno delle cave. Chi lavorava dal basso in alto, chi dall'alto verso il basso e chi lateralmente. E le antiche cave dismesse qui a Favignana sono sempre state riutilizzate come abitazioni. Adesso qui ci hanno fatto un modernissimo albergo. È proprio Quindi tipico, è nell'idea, diciamo, è nell'idea di chi vive a Favignana utilizzare la cava. Prevalentemente materiale edilizio. Si crea il vuoto e nel vuoto ci si vive perché è una protezione. A parte le famose stanze dello scirocco in genere sono calate Certo. nella roccia e che è più fresca. Effettivamente da sempre la cava poi veniva usata anche per proteggere dal vento, no? Perché diventava un luogo che proteggeva dal vento,
veniva usata per la coltivazione, quindi per i frutteti, per costruire, per fare anche le case, comunque è un luogo protetto dal vento, che qui batte forte. A proposito di meteoetimologia, il nome Favignana in realtà deriva da Favonio, il vento caldo che arriva da ponente. Ma io pensavo che entrando giù in cava, dico ci sarà un caldo da morire, e invece no, c'è un clima stupendo. Ma si crea un microclima particolare perché la cava è così estesa, siamo quasi 1 ettaro sotto, che il vento lo prende e lo rimanda. Perché non è mai a ridosso, perché il vento viene, sbatte di qua e gira. Infatti noi abbiamo quasi vento alle spalle, ma il vento tendenzialmente da questa parte. Quanta gente lavorava qui? Favignana aveva un'economia che era divisa in 3 grandi settori: l'agricoltura, la pesca e l'estrazione della calcarenite. E che non è tufo, ma è invece di una... Calcarenite, perché è di origine marina. Organica. Animaletti, molluschi, che si sono sedimentati. Che si sono sedimentati, poi con le varie glaciazioni hanno sedimentati al punto si sono compressi. Sì. Forse i venti prevalenti li hanno spinti e hanno preso questa forma che è arrivata fino a questa parte centrale dell'isola dove siamo noi ora. Intanto io ho fatto una scoperta. Questo è il primo porto naturale dell'isola, porto ovviamente fenicio, e quella è la grotta con il segno di Tanit. Vado! Dove vai? Cos'è questa roba? Beh, sai com'è? C'è messa in scena. C'è luce? Sì. Così ce n'è 2? Sì. Così? No, così è una discoteca. Vai, Va bene. Ok, ti do gli occhiali perché tanto gli occhiali da sole non servono. Aspetta, comunque però ci sono. Vabbè, vado. Dai, è incredibile però, essere in un porto naturale così antico e andare a vedere una tanit in una grotta. Bellissima! Ecco qua, guarda il cavallino. È un alfabeto. E laggiù Tanit, nella sua forma a Psi, che io ho visto come forma arcaica a Delfi, che viene rappresentata da questo tridente come con le braccine alzate e che si collega a Poseidone, il re del mare, e a tutto quello che poi dopo successivamente nella Grecia classica diventa appunto l'eredità di Apollo. Oh, c'è un'altra scritta qua. Cosa? Ciro. Ciro? Cosa vuol dire? Un collegamento coi persiani o un pizzaiolo che è venuto qua a festeggiare con la sua fidanzata? Beh, vuole dire che sia nell'antichità che al giorno d'oggi l'uomo vuole lasciare un segno della sua presenza. Slotura a vela nel Mediterraneo. Dopo aver lasciato le Egadi, navighiamo verso sud-est, lungo la costa siciliana, e arrivare agli scavi di Selinunte via mare è un privilegio unico. Ancoriamo davanti alla spiaggia fra Porto Palo e Marinella e ci facciamo traghettare a terra. Siamo in Sicilia, a Selinunte, la grande città greco-fenicio-punica. Selinunte ha una storia che non è poi conosciuta tantissimo, ne parla Goethe nel suo viaggio in Italia, quando appunto viene qui e soggiorna a Castelvetrano, però poi appunto viene riscoperta da una serie di archeologi. Il tempio che andiamo a vedere, quello di Era e quello a Giove, doveva essere il tempio più grande di tutta la Magna Grecia. Ad accompagnarci c'è Antonio Barone, che si occupa della riscoperta della cultura fenicia nel Mediterraneo. Quindi da qui partivano tutte le merci per Cartagine. Sì. Epoca? Parliamo già dal 600 a.C. al 400 a.C. circa. A testimonianza dell'influenza fenicia qui a Selinunte c'è il loro simbolo per eccellenza, la dea Tanit. È chiaro che questo è fenicio nel senso che appunto abbiamo Tanit, no? Il simbolo di Tanit che è proprio tipico fenicio. In questo caso la divinità è una divinità femminile che probabilmente ha origini più antiche, la dea madre si trova in tutte le religioni. Però Tanit è proprio tipica fenicia. Selinunte aveva 2 porti, uno militare e uno mercantile. Il porto mercantile è un po' come il porto attuale di Mazara, un porto canale.
porto militare invece è imitazione del porto di Cartagine, con il sistema con l'isola al centro per fare partire prima le navi certo. in caso di necessità. Selinunte viene distrutta dai cartaginesi. Che erano loro alleati commerciali. Quello è un tempio distrutto dai cartaginesi, Sì. Tutti quei massi, grandi Sono massi stati fra abbattuti. l'altro. Questo è stato ricostruito nel 1929, quello Sì. che vedi in piedi, e l'altro tempio nel 1956. E questo era il tempio a Eracle? Sì, dedicato ad Eracle. Ma che cosa ci sta alla base di queste popolazioni, di questo fiorire di civiltà che appunto lega la Sicilia al Nord Africa? I Sicani e i Siculi. Chi erano? Vengono cacciati dai Pelargi, dalle popolazioni del Lazio, e quindi si trasferiscono in Sicilia e sono fondamentalmente popoli del mare. È una storia importante se Italo, che dà il nome alla nostra penisola italiana, era il re dei Siculi. Gita turistica al Tempio di Era. Facciamo una piccola, cosa c'era qui? Cosa poteva esserci? Qual era la storia? Dall'XI secolo abbiamo delle frequentazioni fenicie che arrivavano con le barche, facevano i mercanti, commerciavano con i popoli che già erano qui. Poi cominciarono a venire anche altri popoli, come i greci, che venivano per costruire delle città. Ed eccolo lo straordinario Tempio di Era, la dea greca dell'Olimpo. Allora, Tempio dorico, queste le so anche dal Tempio dorico, colonne con incanalate, con capitello classico dorico, proprio classico, anche un po' pesante. Di questo sito archeologico ne ha parlato anche Anatole France, il premio Nobel, quello che a proposito del caso ha detto che è lo pseudonimo di Dio quando non voleva firmare. Anatole France dice che quando la Terra Rotolerà nello spazio, il suo cadavere è spento, perché Mamma è finito mia, il mondo. è finito il mondo? La grandezza di Selinunte, seppur distrutta, ricorderà però la grandezza dell'uomo. Sì, mamma mia, queste sono veramente, mi fai venire i brividi, perché queste, cioè io non ho mai visto una cosa del genere. Cioè, queste sono colonne del tempio di... Probabilmente Zeus o Apollo. All'interno è stata trovata una lamina plumbea in oro che ringrazia il dio Apollo, in cui si ringrazia il dio Apollo per la vittoria sui sei gestanti. Ma a questo punto non era stato eretto, è crollato, cos'è successo? È stato distrutto, era quasi completato. Beh, era una cosa... Il terzo tempio più grande del mondo greco. Ma io no, colonne così non le ho mai viste da nessuna parte. Pazzesco. Il tempio che doveva essere il tempio più grande e più possente del mondo, praticamente del mondo almeno greco, in realtà viene distrutto e rimangono queste rovine di queste colonne maestose, incredibili. Selinunte, il tempio di Era, il tempio più grande che fosse stato fatto appunto qui nella Magna Grecia.